Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. I principali titoli della mattina. La polizia di Messina ha arrestato 9 persone accusate di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. La vendita della droga avveniva anche all'interno del carcere di Barcellona Pozzo di Gotto, dove veniva fatta entrare all'interno di pietanze e consegnata ad un detenuto che costituiva il vertice dell'associazione. Finalmente ho potuto riabbracciare Filippo dopo 17 mesi. Con queste parole Ornella Matraxia, madre di Filippo Mosca, ha raccontato l'incontro con il figlio detenuto a Bucarest in Romania perché accusato di spaccio di droga. Il giovane di Caltanissetta aveva trascorso un anno nel carcere di Costanza, da dove aveva denunciato un trattamento simile a quello di un lager. Nicola Di Matteo, fratello del piccolo Giuseppe strangolato e sciolto nell'acido dalla mafia, si schiera contro il nuovo libro del pentito Giovanni Brusca. Non bisogna dare più visibilità agli uomini di Cosa Nostra, le parole di Di Matteo. I carabinieri di Palermo hanno eseguito una confisca di beni per un valore di 800.000 euro nei confronti degli eredi di Pietro Cireco, esponente del clan della Bolognetta deceduto l'8 dicembre del 2020. Il patrimonio accumulato, secondo il tribunale, sarebbe stato provento di attività illecite. Infine un 37enne rumeno è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. L'uomo aveva accoltellato un connazionale a Palermo a seguito di un litigio. Per sfuggire alle forze dell'ordine era poi scappato a Catania, dove è stato fermato. Ed è tutto per questa edizione. Tutti i dettagli su queste notizie li trovate come sempre sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.